L'ondata di maltempo che ha investito con particolare violenza il nord Italia non ha risparmiato la provincia di Venezia. Nel pomeriggio di ieri la pioggia scrosciante, il forte vento e la grandine hanno allungato l'elenco dei danni che un medesimo fortunale aveva causato già nella giornata di lunedì. Un fulmine ha provocato l'incendio di un'abitazione a Torre di Mosto tra via Sant'Elena e via Morlacchi. Un'ottantina le richieste di intervento ai vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti in strada. Nelle spiagge del litorale c'è stato un fuggi-fuggi di bagnanti spaventati dal vento e dalle nubi minacciose che hanno scaricato quantitativi d'acqua eccezionali. Danni anche alle colture e tempestate dalla grandine. Nel giro di un'ora la colonnina di mercurio è scesa di oltre 10 gradi e in serata attorno alle 19 le temperature si sono aggirate attorno ai 18 gradi. Secondo i previsori dell'ARPAV, da oggi la depressione che ha attraversato la nostra regione dovrebbe allontanarsi rapidamente verso est per fare nuovamente spazio all'anticiclone che riporterà il sole e le temperature attorno alla media stagionale, fatto salvo per sabato, quando la giornata potrebbe essere ancora caratterizzata da una certa variabilità.